uniche a non averlo ancora sono il Molise, la Basilicata e il Veneto. Strano per una regione come la nostra, che ha sempre inseguito il progetto federalista, eppure proprio lo Statuto ha rappresentato per anni un ostacolo davanti al quale tanti consiglieri si sono dovuti arrendere. Oggi le speranze di produrre un famoso documento sono più concrete. I conflitti sulle questioni ideologiche sono stati in gran parte superati e la Commissione regionale sta incontrando in queste settimane gli enti locali e i rappresentanti della società civile per capire quali siano le nuove esigenze del territorio e che cosa i veneti vorrebbero ci fosse scritto sul loro statuto. C'è un dato che teniamo in particolare considerazione: i tempi lunghissimi della nostra burocrazia. E questa è una richiesta forse che ci viene dal mondo economico, dal mondo produttivo, che sappiamo vuol dire anche poi dobbiamo essere in linea con quello che succede in Europa, con quello che succede nel mondo, sapendo che oggi lo scenario è cambiato e niente sarà più come prima. Per far questo serve proprio che la filiera delle istituzioni colga un messaggio di maggiore efficienza e di maggior qualità. Ecco, la Carta del Veneto deve riuscire a cogliere questa richiesta e a tramutarla in risposta alle aspettative della nostra società in un momento difficile. Con la partita dello Statuto ci si gioca poi anche quella del regolamento del Consiglio, che definisce i suoi rapporti con la Giunta e l'iter di approvazione delle leggi. Noi abbiamo un regolamento datatissimo, nel senso che è legato a molti anni fa. Oggi abbiamo la necessità di snellire i tempi della discussione e della approvazione dei provvedimenti, tenendo presenti da un lato i diritti delle minoranze, ma dall'altro il dovere della maggioranza di governare. Quindi non impedire che ci siano tutte le condizioni di rispetto delle due funzioni, ma poi alla fine obbligatoriamente poter decidere. In ogni caso anche un'altra questione dovrà essere messa a fuoco e definita nero su bianco una volta per tutte: il limite nel numero di mandati consecutivi del Presidente della Regione, che oggi, in mancanza di una vera e propria legge regionale, può essere eletto a oltranza.